Contagio che però in questo momento sta impattando soprattutto su una fascia infanzia e giovanile, e in questo momento abbiamo circa 40 classi in quarantena per una quarantina di casi positivi, distribuiti un po' tutta la nostra ULSS. Se le scuole rimangono le monitorate speciali, nei giorni scorsi a preoccupare è stato in particolare l'Ovest Vicentino con Castelgomberto, che ha chiuso la scuola media e fatto un'ordinanza che chiudeva i parchi, mentre a Chiampo i numeri continuano a non far dormire sonni tranquilli. Parliamo ancora di una cinquantina di soggetti contagiati e di 4 soggetti, appunto di 4 cittadini che sono ricoverati presso l'ospedale. Numeri che comunque non lasciano ancora tranquilli. Numeri che parlavano di un'incidenza che superava i 200 su 150.000 abitanti, ma che oggi sembra essersi stabilizzata. La cosa che però salta all'occhio e che dovrebbe far riflettere è un'altra. Stanno scomparendo dalle nostre liste di contagiati tutti quei soggetti, quelle classi di soggetti che sono state vaccinate. Gli unici soggetti anziani che sono stati ricoverati o hanno contratto coronavirus sono soggetti non vaccinati. Questo dunque ci suggerisce ancora una volta, se fosse necessario, l'importanza del vaccino per superare appunto questa crisi.